Cosa ve ne sembra di questo Artigianato Vivo 2015? Ma allora, secondo me questa manifestazione è bellissima ed è una tra le più belle che io abbia mai visto, anche perché c'è un'alta qualità dell'artigianato e del posto è bellissimo, insomma, quindi meglio di così. Ogni anno ci vengo e non mi stufo mai, è sempre un entusiasmo vedere tutti questi artigiani e vedere questo posto che secondo me è bellissimo, mi si riempie il cuore, questo posso dirti. E cosa l'ha colpita in particolare quest'anno? Ma adesso sono appena arrivata, ti dirò la sincera verità, quindi ho solo visto questa piccola parte, adesso stavamo andando a vedere dall'altra parte, quindi cosa mi colpisce? Io rimango, ripeto, sarò noiosa, ma rimango sempre basita dal fatto che ogni volta vedo una miriade di cose, di artigianali, di artigiani all'opera e io rimango a bocca aperta, non saprei cosa scegliere, non saprei cosa dirti, cosa è bello, è tutto bello per me. Grazie, buona continuazione. A te, ciao. Le piace Artigianato Vivo? È già stato? No, no, prima volta. Prima volta ad Artigianato Vivo. Come le sembra? Bene, tanta gente. Bene. Basta. Grazie. 2015, come le sembra? Bella, bella. È già la seconda volta che veniamo, sempre volentieri, e ogni anno vedo che ci sono degli stand nuovi. Lei da dove arriva? Da qui vicino, da Conegliano. Lei invece no, da Mestre. Quindi insomma comunque della zona, però è sempre un piacere riscoprire questa manifestazione. Aperta molto tardi, perché penso che siano parecchi gli anni che la fanno, penso, no? Questa è la 35esima. Infatti. Però da 2 anni a questa parte, insomma, la frequentiamo. Grazie e buona continuazione. Saluto. Tutta bella gente. È la prima volta per lei qui a Artigianato Vivo? Vengo tutti gli anni. Ogni anno viene, ogni anno una scoperta nuova. Molto bella, sì, mi piace. Ci ritorno per questo. Grazie. Prego. Domanda sulla manifestazione, come le sembra Artigianato Vivo quest'anno? Bellissima come sempre. È una puntata. Come le sembra la manifestazione Artigianato Vivo? Gradevole. È la prima volta per lei? Sì, è la prima volta, sì, non la conoscevo e devo dire una felice sorpresa. Grazie. Ragazze, come vi sta sembrando la manifestazione? Bella! Bella, è il primo anno per te che sei qui? No, ci vengo da tanti anni. Dove sei tu? Da Pieve di Sorigo. Quindi della zona. Sì. Cosa ti ha colpito di più? Cosa mi ha colpito di più? Non lo so, non saprei. Chiediamo a lei. Non lo so. Dovete ancora visitarla bene, insomma. Sì, esatto. Allora vi lasciamo. Buona continuazione. Grazie. Arrivederci. Come la trova? Bellissimo, è già qua, è il quarto anno che sono qua, però bello, organizzato bene. Ecco, cosa l'ha colpita di più? Quale stand le è piaciuto? No, tutti, non c'è paragone di altri. Non ce n'è uno in particolare? No. Tutti bravissimi. Tutti bravi. Grazie. È come il comportamento, anche tutto bene. No, ok. Benissimo, grazie. Come sta andando la manifestazione Artigianato Vivo? Bene. Come le sembra? Bene, tanta gente, tante cose. Sì. Gli espositori ne ha visti? Sì, più di qualcuno. Ho appena comprato anche un po' di miele, guarda, un appicoltore della Toscana. Mi si conferma anche quest'anno una bella manifestazione? Sì, direi di sì. Che televisione siete voi? qdpnews.it è un sito di informazioni. Non ho mai sentita. Ah, è questa che ho capito. Grazie mille. Prego. Buona continuazione. Fare una domanda sulla manifestazione, come le sembra Artigianato Vivo? È una cosa interessante, io vengo dal Friuli e fanno che le nostre parti l'amministrazione analoghe, ma ho visto una bella... Qui mi ha colpito tanta gente che ha partecipato, bello, interessante. È il primo anno per lei qui? È il primo anno che vengo, mi ha colpito. No, complimenti all'organizzazione, è fluida, si cammina e si passa bene, una serata in allegria, dai, tranquillo. Ci sono diverse tipologie di divertimento, che dalla musica, la trovo bene, ecco. Complimenti Grazie mille. agli organizzatori. Grazie, saluti.